Buongiorno, oggi siamo nella di Scomigo a conoscere la sua azienda. Lei è l'amministratore delegato dell'Amorin Cork Italia. Di che cosa si occupa la sua azienda? Noi produciamo tappi di sughero, siamo leader mondiale in questa industria e questa è la nostra filiale italiana. Noi distribuiamo più di 600 milioni di tappi da Bolzano fino alla Sicilia. Diciamo il prodotto che vendiamo di più è chiaramente il tappo da spumante, perché noi abbiamo una quota molto importante in questo segmento e più di un terzo di quello che noi facciamo è tappo da spumante. Ma dopo copriamo tutto il mondo, dai vini icone, vini che costano più di 100 euro, fino ai vini di tutti i giorni che possono anche costare 1,5 euro, 2 euro. Abbiamo una gamma di prodotti completa per tutte quelle che sono le fasce di prodotto di vino che lei può immaginare. Noi adesso siamo nel nostro magazzino, dove teniamo mediamente 50 milioni di tappi. Considera che qui in Italia produciamo 1.300.000 tappi al giorno. Un problema grande è quando si parla di vini, il vino sa di tappo. Perché il vino che ha il vostro tappo non sa di tappo? Ma questa è da sempre il nostro sforzo di ricerca, sta indirizzato proprio in questa direzione. Da quest'anno possiamo dire di aver sconfitto l'odore di tappo perché siamo riusciti a creare un trattamento che in qualche modo neutralizza completamente la probabilità di avere questa molecola che si chiama triclorenisolo a contatto con il vino. Perciò da quest'anno i nostri tappi non avranno più odore di tappo. Cresce sempre di più la sensibilità ambientale del consumatore in generale. La vostra azienda in questo aspetto come si classifica? Ma su quello noi siamo uno degli esempi virtuosi. Lei consideri che nel 2019 Mohan Munasinghe, che è stato il premio Nobel per la pace nel 2007, ha dichiarato che il nostro gruppo è uno dei 10 esempi virtuosi di connubio perfetto tra uomo e natura. E allora è proprio questo. Lei pensi che un tappo da spumante è in grado di assorbire più di 500 grammi di CO2 durante la sua vita di crescita in un albero di sughero. Cioè è in grado di neutralizzare la CO2 prodotta dalla bottiglia stessa. Allora lei adesso moltiplichi questo per i milioni di tappi che noi produciamo, che noi vendiamo in Italia e i miliardi di tappi che noi commercializziamo nel mondo. Cioè il tappo di sughero alla fine è una specie di riserva contro la CO2 che noi troviamo nell'ambiente, perché la foresta di sughero ha una capacità di assorbimento della CO2 enorme, perché è un sempreverde. Quindi abbiamo parlato delle caratteristiche del tappo, abbiamo parlato dell'ecosostenibilità, quindi dell'impatto ambientale, ma fondamentale è anche il design per poter reggere all'interno del mercato, e penso che in questo, vedendo quello che abbiamo incontrato qui nella vostra azienda, sia il vero cavallo di battaglia. Ma è uno dei fronti che noi vogliamo iniziare a esplorare. Noi abbiamo iniziato a raccogliere i tappi usati nel 2011, oggi raccogliamo in Italia più di 100 tonnellate all'anno attraverso più di 40 onlus, più di 1000 persone, più di 6.000 punti di raccolta. E quest'anno nasce la prima linea di oggetti di design prodotta a partire dal tappo riciclato. Tutto quello che lei vede qui è l'anteprima di quella che sarà la nostra collezione di oggetti di design che si chiamerà Suber, perché il nome del sughero, proprio il nome di questa quercia si chiama Quercus suberel, e noi abbiamo voluto proprio utilizzare l'acronimo Suber per caratterizzare questa linea, una linea che sarà destinata ai privati ma anche alle cantine. Noi vogliamo che il tappo di sughero rientri in cantina attraverso il design.